Ciao comandante. Rosario. Bella Rosario. Fammi passare, scusa. Io devo tutto e quindi ci tenevo prima di tutto a ringraziare Gela perché è la città che io amo, io sapevo che è la città più bella del mondo, mi hanno attaccato per questo perché penso che può diventare bella. E la Sicilia può diventare la regione più bella del mondo, Presidente? La Sicilia è già l'isola più bella del mondo, adesso deve diventare una delle più ricche d'Europa. Mi hanno chiamato molti miei amici giornalisti dall'estero e praticamente il fatto che la stampa europea è letteralmente impazzita di gioia per il fatto che sia stata eletta una persona come me. Cosa vuole dire stasera su Gerenzi? Voglio dire che gli voglio bene. Bravo! Bravo! Saro, come mai a Gela? Come mai a Gela? Perché sono Scusate, un po' di là. Le mani. Possiamo? Allora, che dire quando si ritorna nella propria città, alla città a cui devi tutto se non un grande vi voglio bene. Sto cercando gli occhiali perché prima... Anche perché c'è chi purtroppo a volte non capisce neppure quanto le battaglie della storia siano importanti e anche in questa città forse assordato dall'odio ha cercato di costruire odio in questi giorni. Guardate, la realtà è questa, che usciamo sempre in questa città, anche questa volta siamo usciti con la maggioranza assoluta, oltre il 50% dei voti, e questo non c'è nessun candidato che può dire in Sicilia che nella propria città abbia riportato questo dato, nessuno può dire che nella propria città ha ricevuto più del 50% dei voti. Eppure c'è chi ha cercato di pescare nel torbido, ma siccome noi pensiamo avanti e siamo avanti e andiamo e vogliamo andare avanti e non odiamo mai nessuno, neppure i nostri avversari, io dico grazie a tutti, voglio essere il sindaco di tutti i siciliani e, se me lo consentite, prima di tutto essere orgoglioso di essere genese, orgoglioso di essere. Guardate, oggi in tutta Europa mi hanno chiamato diversi giornalisti, domani sarò intervistato ai più importanti giornali europei dalla 7, certo c'è sempre qualche rascapignata che se la mente, pazienza, però voglio dire, non capire cosa significa per una città tutto questo è veramente massacrante, però andiamo a noi. E guardate, oggi in tutti i giornali europei non si fa che parlare di questa cosa incredibile della mia elezione e tutta la stampa europea è contenta che Rosario Crocetta, il vicepresidente della Commissione Antimafia Europea, il sindaco antimafia di Gela, è stato eletto presidente della regione e di Gela non si parla più per la mafia, ma si parla invece perché è una città libera, civile, che cresce e che cambia la Sicilia. Da Gela è nata la rivolta, è nata la svolta della Sicilia.
c'è una cosa che restituisce un grande orgoglio a questa città, una cosa che mi rende in modo indissolubile legato a questa città, ed ho l'amore io per questa terra. Quanti anni, quante volte mi hanno detto: ma perché stai a Gela, brutta, c'è il petrolchimico? E io continuo a dire: Gela è la città più bella del mondo e noi la dobbiamo fare. Quando dico la città più bella del mondo non lo dico per fare mera propaganda come dicono tutti così, perché voglio, no, perché voglio dire che deve diventare la città più bella del mondo, perché siamo tutti noi che dobbiamo costruire una bella città e che ognuno di noi è chiamato di fronte alla responsabilità della storia. Guardiamo per esempio, mi ricordo quando io venni eletto sindaco, oltre a denunciare, diciamo, Di Giacomo, che questo già lo sapete, che sembra poco, no? Sembra poco, no? Non lo voglio dire, però poi a farlo c'è qualcun altro che critica, ci provasse, no? A farlo. E allora io dico, quando oltre a questo, una cosa fece un'ordinanza che non bisognava mettere i fili della spazzatura fuori dai balconi. Vi ricordate che i balconi, della spazzatura era tutto... Ancora ci sono! Ancora ce ne sono molto pochi, ma prima era un albero di Natale tutta Gela. E allora, piano piano siamo riusciti a togliere l'abitudine di queste cose. Vi ricordate che questa piazza era piena di spazzatura? Ora io dico, non voglio parlare delle cose importanti, del tribunale, del palazzo di giustizia, eccetera, perché sono le solite chiacchiere. Ma avere cambiato questo tipo di atteggiamento e pensare che la città è un fatto collettivo e che bisogna cominciare a ragionare e che i genesi oggi sono una delle popolazioni più avanzate d'Italia perché sono riusciti a avere il coraggio della denuncia, cominciano a criticare, cominciano ad avere il coraggio della critica. Vi sembra poco? Allora sono le trasformazioni culturali che noi dobbiamo fare. Certo, per esempio stasera mi sarebbe piaciuto che ancora mia madre fosse viva, ma quanto doveva campare tua madre? Era anziana. Però guardate, mi è dispiaciuto un po', non me l'ho mai detto qui a Gela, ma mi è dispiaciuto il modo come è morta mia madre, perché mia madre era il 24 gennaio del 2010, quando alcuni qua, ancora qualcuno ci scherza se io ero amico di una cosca, di un'altra cosca, ma insomma il Civillo chi li ha denunciati, a Di Vincenzo chi li ha denunciato, a Emanuello chi l'ha attaccato, alla moglie di Emanuello chi l'ha licenziato, e Di Giacomo pare che sono Sida e Cosa Nostra, e qualche infame di anche di questa nostra città che lo fa di professione. Non mandate queste cose ai grandi giornali del nord, che saranno finalmente, almeno pagherò le spese della campagna elettorale con il risarcimento danni e li dedicherò invece per aiutare i bambini poveri, gli disabili, risarcimenti milionari, guardate, di chi in modo infame si è prestato a questi giochi contro la propria città e contro il proprio concittadino che ha dato la vita per questa città. Guardate, io sono 10 anni che non mi affaccio al balcone di casa mia e quando arriva a Gela nessuno lo sa che sono arrivato, e magari sono arrivato, nessuno lo sa che sono arrivato, perché la mia condizione di libertà è profondamente cambiata, voi lo sapete. E allora io credo di aver dato, mi sarebbe piaciuto che ci fosse stata mia madre, vi dico, ma non perché era anziana, doveva morire, però guardate, quando il 24 gennaio del 2010 io ero a Strasburgo, è arrivata la telefonata di mia madre alle 7:30 del mattino che mi diceva: Rosario, ti vogliono ammazzare, Rosario, ti voglio ammazzare. Io dissi che non aveva niente ed era uscito che c'era questa condanna di morte nei miei confronti degli Emanuello. Io guardate, mia madre ho negato tutto, resta il fatto che da quel giorno mia madre non parlò più e non mangiò più, stava benissimo anche se era anziana ed è morta. Perché doveva morire in quel modo? E perché tanti ragazzi di questa città hanno perso la vita nella lotta tra le mafie di questa città? Ma perché questi microfoni non funzionano bene stasera? Funzionano?
perdere il suo figliolo a 15 anni e 11 mesi accoltellato e poi bruciato che era ancora in vita. Perché tanti ragazzi sono spariti in questa città? E perché tutta questa battaglia che noi abbiamo fatto, che era il problema di questa città, non viene considerata come se fosse stata una cosa qualunque? Come se sfidare una mafia che era fra le più potenti d'Italia, che aveva prodotto 300 morti nella guerra di mafia, fosse stato uno scherzo. Che ha fatto alla fine Rosario Crocetta? Guardate, io credo di avere fatto una sola cosa: restituire l'onore a questa città che era stato calpestato dalle mafie e dalla mala politica. E mi sembra importante, e mi sembra l'atto più importante di amore che ho fatto per questa città. Oggi noi abbiamo la possibilità di intraprendere un cammino importante. Guardate, è quasi impossibile che una città di 80.000 abitanti possa eleggere un presidente della regione siciliana. Guardate, perché scattano i campanilismi, perché i presidenti sono stati sempre di Catania o di Palermo. C'è stato solo Caltanissetta, ha avuto solo una volta questa possibilità, con Alessi, e dai tempi di Alessi che la provincia di Caltanissetta non ha un presidente della regione che è di questa provincia, ed è dai tempi di Aldisio che non c'è un uomo di governo che veramente conti in questa città, è eletto dal popolo, appunto, dai cittadini. Guardate, io il merito non me lo prendo io lo do a voi gelesi, io riconosco tutto, no, io voglio riconoscere a Gela il valore della battaglia che ho fatto e il valore della mia vittoria, perché se Gela non mi avesse eletto sindaco per la prima volta, se Gela non mi avesse eletto sindaco la seconda volta, se Gela non mi avesse eletto parlamentare europeo, se Gela non mi avesse difeso quando ero attaccato alla mafia, io sarei sparito nel nulla, come nel nulla sarebbe sparita questa città. Allora consideratemi, guardate, siete stati grandi anche in questa elezione. Sei tu che sei grande, Rosario! No, siete stati grandi voi. Io sono stato solo una persona piccola che ha messo un piccolo contributo al servizio di una città. Il lavoro vero l'avete fatto tutti voi gelesi, a cui io voglio veramente bene. E guardate come ho trovato orribile il fatto che in questa campagna elettorale è stato il dolore più grande che ho provato quando si fischiavano gli avversari politici che venivano degli altri partiti, che venivano qui e c'era un gruppetto organizzato per fischiarli, dando un'immagine di questa città che non è vera, perché Gela è civile, perché Gela è legale, perché Gela non ritorna indietro, perché Gela vuole crescere e non si fa prendere da queste frenesie. E il lavoro lo dobbiamo fare qui, guardate, ci sono promesse che ci attendono. Abbiamo iniziato un lavoro, quando ero sindaco l'abbiamo continuato col vostro sindaco attuale, col nostro sindaco, in una situazione di grave difficoltà. Oggi siete stati grandi anche a eleggere una bella rappresentanza della città alla regione. Due parlamentari di questa città nella provincia sono gelesi, e io sento di ringraziare sia chi è stato eletto nel nostro partito come Arancio, come chi è stato eletto in un altro partito come Pino Federico, perché quello che ci contraddistingue è quello che mi ha sempre contraddistinto, quello di non odiare gli avversari politici, quello di dialogare, di non distinguere per le destre, perché innanzitutto perché abbiamo interessi comuni, e quando siamo a Gela siamo tutti siciliani e siamo gelesi, e quando siamo al Parlamento regionale saremo tutti gelesi. Questa regione, questa terra, questa Gela è stata molto maltrattata dalla regione in questi anni, non ha avuto quello che doveva avere e ci si arrabbia, guardate, ci si arrabbia dell'ambiente che non si bonifica, dell'ENI che non
non può dire ho sbagliato e me ne vado e non risanò niente. Caro Eni, te la vedrai con me oggi. Cara Eni, te la vedrai con me. E vediamo se molli, se licenzi e vediamo se non bonifichi, perché la salute dei cittadini si rispetta e si difenda il posto di lavoro dei gerenti. E dobbiamo farla insieme questa battaglia, con tutti i vostri parlamentari, col vostro sindaco, con i consiglieri comunali, e la dobbiamo fare insieme a voi cittadini, perché guardate, io ho una maggioranza, non ho una maggioranza a Palermo, la maggioranza è 45 deputati e a Palermo sono 39 quelli che abbiamo noi. Io non mi dispero, voi lo sapete che quando sono stato eletto la prima volta non c'avevo nessuna maggioranza ed ero governato meglio della seconda volta, perché poi alla fine le maggioranze si trovano, e io penso che a Palermo troveremo tanti uomini di buona volontà, tante donne di buona volontà che governeranno, però guardate, siete voi cittadini che dovete fare la differenza. Guardate, io quando sono diventato sindaco ho detto, guardate che se vengo a essere eletto sindaco, sindaci diventate voi, perché con me si governa in modo collettivo. Anche adesso io dico che sono diventati sindaci i siciliani, i gelesi, sono diventati presidenti. Io sarò sempre Rosario Crocetta, non sarò il signor governatore. Per Rosario Crocetta di sempre, quello che magari adesso si arrabbia, perché, va bene così, che adesso si arrabbia perché magari quando c'è una manifestazione si trova in mezzo i poliziotti che gli impediscono di stringere le tante mani che vuole stringere, di abbracciare le tante persone che vuole abbracciare. Guardate, se c'è una cosa che più mi è mancato in questi anni è stato questo, è stato il fatto che magari mi sarei voluto trovare in mezzo a voi ogni giorno, come facevo prima, però guardate, questa non è stata la mia scelta di vita, è stato un impegno per voi che ho pagato con onore, perché quando ti sfidano non si può rifiutare nessuno, e io vi voglio dire soltanto che ho fatto il mio dovere, forse potevo fare di più, ma insieme a voi lo faremo.